Ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Finalmente, nell'ultima puntata, dopo 4 sconfitte di fila, porca di una troia bastarda, abbiamo vinto la nostra seconda partita. 3-2 al Barça, partita spettacolare, partita emozionante, l'abbiamo vinta sul filo del rasoio con un gol del Ciolito. Vi consiglio vivamente di andarvela a vedere. Intanto vi chiedo se vi fa piacere di mettere un mi piace e di seguire il canale. Insomma, mi fareste molto felice e noi cerchiamo con la prossima partita di andarci a prendere la vittoria che ci regalerebbe l'accesso alla divisione 5 dopo ben 6 o 7 partite fatte in divisione 6, che ragazzi sono veramente troppe. Però purtroppo abbiamo avuto un periodo nero di 4 partite che spero si sia interrotto definitivamente dopo la vittoria col Barça. Nel frattempo Juventus-Napoli, quindi affrontiamo anche una nostra rivale storica, la affrontiamo fuori casa e con il secondo commentatore in chat c'è il grande Anubi, esatto, col grande Anubi che mi sta facendo una compagnia pazzesca. Fra, ti ringrazio veramente tanto di questa cosa. Intanto, giochiamo contro la Juve Reale. Questa cosa mi arrapa maledettamente. Il maestro però non ce la fa e quindi gioca Olivera. Fammi vedere se effettivamente è così. Ragazzi, è proprio la Juve, a parte Di Maria che chiaramente in teoria se n'è andato, però ci sta anche Quadrato, è stato salutato, ma il resto ci sono ed è proprio Juve-Napoli, ragazzi, è proprio Juve-Napoli. Juve-Napoli, squadre reali. È proprio Juve-Napoli. È valido per la promozione in divisione 6, in divisione 5, quindi partita più che fondamentale dopo il periodo che abbiamo attraversato. Ci siamo all'Allianz Stadium o all'Allianz Cessum, dipende da come lo volete intendere. Adumi, non so per che squadra tifi, non mi ricordo, però insomma sono abbastanza anti-juventino. Comunque si parte, Juve-Napoli, tensione, prova a partire forte la Juve. Rachmani appoggia a Lobotka, attenzione, Zielinski fermato, fallo di Zielinski. Perché? Magari, teoricamente dovrebbe finire 1-0, però spero che non mi fa, di non dover soffrire così e spero di giocare molto, di fare molti più gol. Attenzione, Vlahovic, prova attenzione. Mamma mia! Bene, Fra, meglio così. Porca puttana, ragazzi, di Lorenzo che stava facendo. Porca troia. Attenzione. Sono partiti forte loro, sono partiti molto forte. Molto forte e noi siamo partiti molto distratti. Meret prova ad andare da Osimhen che appoggia di testa Zielinski che vede subito qui c'è Kvaratskhelia che prova ad andarsene sulla fascia. Kvaratskhelia si ferma, Kvara, dribbling di Kvara, non se ne va Kvara, torna a casa Kvara, si prende il caffè Kvara. Osimhen prova ad andare dal Ciuchi, niente da fare, attenzione qui, mamma mia, bravuri, mamma ci ho cagato sotto, mamma mia, Di Lorenzo stava facendo un autogol spaventoso, questo fuorigioco non si sa perché. Va bene, noi ce lo prendiamo. Olivera, proviamo ad andare da Lobotka dentro per Di Lorenzo, va dal Ciuchi Lozano che crossa subito verso Osimhen che colpisce l'avversario ed è calcio d'angolo per noi. Bel cross dalla tre quarti di Ciuchi e Osimhen ha provato ad indirizzare verso la porta, niente da fare. Comunque Zielinski prova ad andare da Osimhen per il solito schema. Osimhen prova ad appoggiarla, arriva Lozano, calcio d'angolo ancora. Zielinski, attenzione, Zielinski può andare da Osimhen ancora, Zielinski, Osimhen prova ad appoggiarla, niente da fare. Lozano prova di rovesciata, mamma mia. Vabbè. Szczesny rilancia, attenzione, Lobotka centrocampo, riesce ad anticipare ma recupera palla la Juve.
attenzione Anghissa, attenzione Rabiot, triangolo spaventoso della Juve, Meret questa volta pare, poi Rachmani spazza, mamma mia, stiamo soffrendo moltissimo, perdiamo ancora palla a centrocampo, prova il break Zielo, non ci riesce, attenzione Lobotka, non riesce a contrastare Di Maria, la Juve attacca ancora, invio dal fondo, Meret, rilancio lungo di Meret, attenzione, Osimhen non riesce a mettersi davanti, quindi non riesce ad indirizzare la palla verso un compagno, Olivera deve chiudere su Paredes, non ci riesce, e colpo di testa di Chiesa, stiamo soffrendo, Meret va da Osimhen, questa volta Osimhen riesce a spizzare verso Anghissà che allarga alla grande verso il Ciuchi Lozano dentro per Anghissà, si gira Anghissà, dribbling, si ferma, viene fermato ma senza fallo, dice l'arbitro. Attenzione Anghissà, Kim, ma perché? Che cazzo hanno fatto? Vabbè, Rachmani, Olivera, anche il nuotatore, esatto, c'è anche lui. Attenzione Kvaratskhelia, prova il dribbling, Kvara se ne va su due giocatori di dribbling, ancora di Kvaratskhelia che poi allarga verso Di Lorenzo, la palla arriva al Ciuchi Lozano che prova ad appoggiare verso Lobo, ma la palla sta arrivando poi ad Osimhen, secondo me c'era fallo, ma comunque Olivera prende palla, Kvaratskhelia, palla per Lobotka che vede dall'altro lato il Ciuchi Lozano, gran palla di Lobotka, Lozano il cross in mezzo, c'è Osimhen, non riesce ad impattare la palla, niente da fare, bisogna provare a riorganizzarsi, attenzione Chiesa, attenzione Rachmani, non riesce a recuperare palla, Anghissà prova a dare una mano in difesa, Di Lorenzo, Lobotka, anticipo ma fuori gioco, sono scesi in campo con l'idea di giocare un calcio offensivo, sono convinto che la partita Meret, rilancio di Meret, attenzione Osimhen, Lobotka, vede lo scatto e cerca la profondità. Kim, e qui ce la caviamo, Rachmani, poi palla per Di Lorenzo, Ciuchi Lozano cambia tutto alla grande verso Kvaratskhelia che mette giù la palla a Kvaratskhelia, il cross di Kvaratskhelia, Osimhen, rovesciata, porca troia che stava ingarrando, calcio d'angolo che stava ingarrando, Zielinski va ancora da Osimhen che prova ad appoggiarla, peccato, ci è mancato poco, Kim recupera Di Lorenzo, palla per Anghissà che poi allarga ancora per Kvaratskhelia, il cross di Kvara, arriva ancora ad Osimhen, per poco non riusciamo a beffare tutti, Zielinski, attenzione dentro, arriva Osimhen, incredibile, Szczesny blocca la palla e rilancia verso Quadrato, attenzione Zielinski, Lobotka ferma Quadrato, Olivera dentro per Kvaratskhelia, prova ad andare da Anghissà, Zielinski, Osimhen cambia dall'altro lato verso il Ciuchi Lozano che prova ad andare ancora dalla tre quarti, Lozano, c'è Anghissà, un po' un flipper e la palla finisce in calcio d'angolo ancora. Stiamo provando a spingere, Zielinski prova ad andare da Osimhen che l'appoggia verso nessuno, attenzione Zielinski, ancora il cross, c'è Osimhen, no! Osimhen vicinissimo al gol, attenzione Kim, Kvaratskhelia nel fuorigioco, immaginavo, eravamo tutti in fuorigioco in realtà, vabbè, Bremer prova a rilanciare, c'è Kim, attenzione, poi recupera palla Olivera, prova ad andare a Zielinski che si gira, vede Kvaratskhelia, la palla in qualche modo gli arriva, dribbla Kvaratskhelia cambia tutto verso il Ciuchi Lozano che prova ad andarsene il Ciuchi penetra il Ciuchi, ancora il Ciuchi, cross del Ciuchi,
Finisce il primo tempo. Senza pensarci due volte. Attenzione, invece no. Osimhen dentro, Kvaratskhelia, palla per Zielinski. Fuori, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Però bella partita, 5 tiri a 4, 0-0 per il momento. Partiamo subito col secondo tempo. Osimhen, Lobotka, palla per Olivera, Kvaratskhelia, Zielinski si gira, ancora palla per Lobotka, dentro per Osimhen, fra. No, diagonale di Lorenzo, Kim, mamma mia, Rachmani. Attenzione. Lobotka, break di Lobotka a centrocampo, fantastico. Lobotka dentro per Kvaratskhelia. Fermato Kvara, peccato. Non credi abbiano modificato qualcosa nel loro modo di attaccare, Luca? Qua ce la siamo giocata male sta ripartenza, Sì, Fabio, è vero. Ci sono più sovrapposizioni, scatti sulle fasce e in generale guarda anche i movimenti senza palla. Dai Frank, grande Frank Zambanghissà, che recupera palla e se ne va. La dà, la voleva appoggiare a Di Lorenzo, ma sbaglia tutto, cazzo, zio. Ok, Anghissà, il Ciuchi Lozano cambia tutto verso Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prende palla, appoggia Kvaratskhelia, se ne va Kvara sulla fascia, cross di Kvara sul portiere. Szczesny para. Lobotka, Olivera, ancora palla per Kvaratskhelia, prova a dribblare, laterale per noi, Kvaratskhelia, lo sapevo, però riguardiamo, fallo laterale ancora. Paggi, fai il vabbè, sta a posto. Attenzione di Lorenzo, no, non lo prendere, ok. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione. Rachmani, Di Lorenzo, Rachmani, cambia verso Olivera, che vede largo Kvaratskhelia e gliela dà chiaramente. Kvaratskhelia prende palla, Kvaratskhelia entra in area, calcio d'angolo, guadagna calcio d'angolo Grisha Kvaratskhelia. Attenzione, la palla può arrivare a Kvara, Zielinski verso Kvaratskhelia che prova ad andare di testa, spazza la difesa della Juve. Rachmani ancora, Lobotka di tacco verso Zielinski, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvara, l'appoggia ad Olivera, cross di Olivera, Anghissà che prova di testa. Provavamo ad essere un po' più offensivi, raga. Szczesny prova a rilanciare, c'è Lobotka che appoggia addirittura a Olivera con calma dietro, Kim, mamma mia raga, le solite puttanate. Rachmani, chiusura spaventosa di Rachmani ragazzi qui, chiusura spaventosa. Anghissà, palla per il Ciuchi Lozano, attenzione Di Lorenzo che prova a cambiare tutto, non ci riesce. Kim, Zielinski, Anghissà, Osimhen, Anghissà, Ciuchi, attenzione, proviamo a triangolare, niente da fare. Mi sa che è arrivato il momento del ciolito, ragazzi. Sento odore di ciolito. Olivera prova a recuperare palla. Alla fine ci riesce. Però da a Kvaratskhelia che prova a correre. Kvaratskhelia, palla per Zielinski. Zielinski va da Osimhen che si gira. Osimhen, doppio dribbling, non riesce a prendere palla. Alla fine sì. Osimhen si ferma, torna dietro da Olivera che appoggia a Lobotka. Attenzione, palla per Di Lorenzo che va dal Ciuchi Lozano. Lozano, il cross in mezzo, c'è Osimhen, non la prendere, ok. Ancora 0-0. Vediamo la panchina che cosa ci dice. La panchina ci dice che Politano sta forte, Simeone, Raspadori stanno tutti forti, anche Simeone sta forte. Va bene, quindi entra il Ciolito al posto di Anghissà. Formazione ultra offensiva come sempre per il finale.
Speriamo che il Ciolito ci faccia sognare. Il Civi sta giocando bene, ma Politano lo vedo on fire, lo faccio giocare. Stringo un po' quel centrocampo qui, nemmeno troppo, se no vado in difficoltà. E proviamo ad andarci a prendere questa vittoria. Fra, si è scritto qualcosa? Non ho visto, sono sincero, perché ero concentrato, non ho visto nulla. Di Lorenzo, non si libera nessuno qui, mamma mia. Di Lorenzo, palla per il Politano, perde palla Politano, attenzione, danni proprio di Miretti. Raccomani, ah ok, fra, meglio così. Avevo visto una notifica, mi sono impressionato. Raccomani, palla fuori. Lobo, Kostic, Raccomani. Ma che sta su? Mamma mia. Lobotka. Zielinski allarga per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia ha provato il dribbling. Attenzione, Lobotka, niente da fare. Kim. Incredibile qua. Pogba che non sa più giocare a pallone, vai. Lobotka, Zielinski allarga verso Politano, che ha un po' di campo. Politano entra in area. Politano, cross di Politano, c'è il Ciolito. Rilancio di Szczesny, attenzione. Kim, cazzo, niente. Olivera, prova a recuperare palla. Olivera, incredibile break di Olivera. Fantastico Olivera, se ne va Olivera dentro per Kvaratskhelia. Fuori gioco. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Szczesny, ancora rilancio. Kim prova ad appoggiare. C'è Lobo, niente, non riesce a fare un break. Attenzione, Raccomani. Palla per Politano. Prova il dribbling, niente. Pareggio, ragazzi. Pareggio. Raccomani, prova ad andare da qua. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma, una partita giusto sta minchia. abbiamo visto oggi, nessun cartellino mostrato 0-0.